semplice, diretta e documentaristica tutto quello che accadeva. Chiaro che noi abbiamo commesso una serie di errori madornali all'inizio, partendo, per fortuna che nella prima traversata, quella atlantica, a bordo c'era Cino che osservava con sguardo distaccato questo gruppo di deficienti, così posso dire in termini proprio paramedici, che cercava di fare questa esperienza. E vabbè, insomma, comunque lui è stato discretamente protettivo quando c'è stato il momento di dare i consigli, li ha dati. No, io dicevo, non è tutta rose e fiori la nautica in Italia, perché è chiaro che quelle che abbiamo raccontato noi sono prospettive, sono, diciamo così, progetti. La realtà è più complicata, la realtà è che, vabbè, a parte che c'è una crisi notevole in tutti i settori, compreso quello della nautica, la realtà è che stranamente il pubblico italiano non partecipa quanto potrebbe, diciamo così, alla vita della nautica. I porti non sono abbastanza pieni, la partecipazione delle persone non è così, come dire, profonda come in altri paesi, nonostante lo sviluppo delle nostre coste non sia secondo a nessuno. Poi vabbè, ci sono problemi di carattere legislativo, ci sono anche delle timidezze, ci sono dei pregiudizi rispetto alla nautica. Diceva Fortunato prima, non sono imprese impossibili, no? Sono cose che si possono fare. L'avete definito uno sport, certo è anche uno sport, ma sport è già una parola che può far paura. Io posso testimoniare che è uno stato, un modo di viaggiare, un modo di essere che può anche essere tranquillo, cioè non c'è bisogno di essere sportivi per andare in barca. Ci sono tanti modi, tanti tipi di barca, tanti atteggiamenti. Personalmente ho fatto il pacco trasportato per migliaia di miglia. Io in teoria ho nel mio curriculum tante miglia che potrebbero farmi ammiraglio. In realtà non fidatevi di me neanche se si tratta di andare in gommone a pescare. Quindi voglio dire, c'è modo e modo, però come passeggero, come trasportato, ho visto delle cose bellissime, ho fatto delle esperienze stupende. È stato un pretesto veramente per mettere nella mia vita di padano, che non si sarebbe mai sognato queste esperienze, di vedere delle cose belle. Insomma, Cino poi ci ha raggiunto durante il primo giro del mondo anche nell'Oceano Indiano, avete visto un pezzettino. Io mi sono fatto l'Atlantico e il Pacifico, e ecco, senza mai definirmi uno sportivo. Ho vomitato ho vomitato poco, però sono stato molto male. Potrei scrivere, certo, almeno non un libro, un'enciclopedia sulla morfologia del mal di mare, per esempio, no? Però l'ho fatto davvero dall'inizio alla fine, e questo e ne sono felice, perché ho sofferto, ma quello che ho goduto ha ampliamente, come dire, ripagato le sofferenze. Mi ricordo che i primi giorni della traversata atlantica io ero in cuccetta, praticamente semisvenuto. Cino veniva a vedermi e dire allora, e dico Cino no, qua non ci siamo, ma dai, vieni fuori, no adesso sì vengo. Insomma, per 2 giorni sono rimasto praticamente così, in uno stato di semi-incoscienza, e poi improvvisamente le mie budelle si sono adattate al mare e di conseguenza il cervello ha smesso di rompere le scatole, perché funziona così il mal di mare. Ma questo per dire davvero che è una possibilità per tutti quella di andare per mare. Nonostante questo in Italia non succede. Per esempio io vorrei fare un appello, trovo scandaloso che il Giro d'Italia di Cino Ricci non si faccia più. È una manifestazione che ha dato moltissimo alla nautica, ma non so quanti di voi magari l'hanno visto passare da queste parti. Era una manifestazione in cui c'era tutto, l'aspetto sportivo, l'aspetto agonistico, ma poi c'era l'aspetto, perché no, enogastronomico, perché c'erano i famosi camper, che erano, come dire, i camerini, erano gli assistenti che seguivano gli equipaggi in giro per l'Italia, e nei